Un'azienda che ha una storia alle spalle lunga, un'azienda che è più che consolidata, che torna al Coffee Show Latte Art anche in questa edizione 2015 e che continua sempre a cercare nuovi spunti, novità da proporre sul mercato, sia in termini qualitativi sia in termini proprio di novità da poter gustare e su cui poter lavorare. Assolutamente sì, quest'anno festeggiamo il doppio compleanno, sono 110 anni della Fabbri e 100 anni della Amarena Fabbri così come la conosciamo. Questo per dire cosa? Che nonostante tutti questi anni l'attenzione della Fabbri è comunque sempre rivolta alla qualità. Abbiamo fatto della produzione ecosostenibile uno dei nostri cavalli di battaglia. Per noi è fondamentale che quello che produciamo non debba riversarsi sull'ambiente provocando dei danni. La nostra attenzione si rivolge alle intolleranze alimentari, alle nuove tendenze, sempre di più la richiesta anche del vegano entra a far parte di una richiesta anche di carattere commerciale che interessa il mercato. Siamo attenti anche a questo tipo di richieste che il mercato fa. E poi naturalmente alla tradizione noi affianchiamo l'innovazione, perché il mondo della caffetteria, perché il mondo del bar, perché il mondo del fuori casa sta evolvendo ogni anno di più e quantomeno un'azienda come Fabbri ha anche il dovere di anticipare i tempi, se non almeno di seguirli. A testimonianza di quanto lei ci sta raccontando, mi è caduto l'occhio sull'agave bio. Bravissima, questa è un'altra di quelle tendenze che il mercato ci segnala. Questo è un dolcificante naturale prodotto con l'agave, ha una certificazione biologica perché c'è un'esigenza del mercato di sostituire certi edulcoranti che comunque nel tempo hanno dato segno di essere passati tra virgolette di moda, e qui abbiamo la natura, il biologico, il buono e anche il comodo.